È un gruppo nato fin dalla prima edizione del Palio, composto da un gran numero di partecipanti. Siamo in tutto 28, abbiamo 3 chiarine, 13 tamburini e il resto sono tutti sbandieratori che vanno dall'età degli 8 fino ai 30 anni. Questo gruppo è un gruppo, diciamo, che rappresenta un po' tutta la comunità, non è un gruppo legato a una contrada in particolare. No, sono praticamente tutti, fanno parte tutti del paese che rappresentano contrade diverse. Infatti abbiamo sia il sabato e sera usciamo proprio come gruppo di radicofani, la domenica vengono suddivisi in base alle contrade. Quindi ogni sbandieratore va a sbandierare nella propria contrada, vestito con i colori della contrada. Quindi il giorno prima siete siamo un unico gruppo che abbiamo tutte le stesse divise con le stesse bandiere e la domenica però il giorno del Palio ognuno torna a casa sua per la propria contrada. Bene, questo però mi fa pensare che c'è una scuola unica, insomma, quindi il modo di usare la bandiera, di suonare dovrebbe essere più o meno omogeneo. Infatti tutto l'anno facciamo le prove, abbiamo il gruppo dei musici seguito da Giacomo Meloni e Marco Rappuoli e il gruppo degli sbandieratori seguito sempre da Giacomo Meloni, da me e da altre 2 ragazze che sono Giada Rossi e Daniela Rappuoli. Quest'anno abbiamo appunto una novità, che abbiamo un gruppo dei bambini dagli 8 agli 11 anni che è il suo primo palio, quindi è 2 mesi che sbandierano e sono tutti molto emozionati. Ci credo. E sono 8 bambini. Se ho capito bene, durante l'anno quindi vi ritrovate e fate delle prove, c'è una scuola vera e propria. Esatto, siamo principalmente dell'autodidatti comunque, quindi cerchiamo di inventare tra di noi, ci confrontiamo degli esercizi, con le idee, certo. esatto, sì. Anche se inizialmente tutto è nato grazie a Serena Tiribocchi, che è anche lei una radicofanese, che ha sbandierato tanti anni a Chiusi, che è il suo paese di origine, e è stata lei, diciamo, a far partire questo gruppo. Una guida è stata per voi all'inizio. È stata lei a darci le prime basi come sbandieratore e poi da lì tra di noi ci siamo aiutati a vicenda e abbiamo creato coreografie e nuove musiche. Quindi tra poche ore siete già impegnati pubblicamente, insomma, perché siamo proprio a poche ore dal... Sì, è stata una settimana molto intensa perché già tutte le sere stiamo provando sia con gli sbandieratori che con i musici e domani sera c'è il debutto. Finisco, siete insomma maschi e femmine come... Principalmente è un gruppo composto da femmine. Stranamente però abbiamo pochissimi... Anche nell'uso della bandiera, da femmine. Soprattutto gli sbandieratori, sono tutte femmine. Abbiamo solo gruppo sbandieratrici. Solo un maschietto. Solo un maschietto. Esatto, invece il gruppo dei più piccoli sono un po' un mix tra maschi e femmine, però i più grandi sono tutte femmine tranne un ragazzo, mentre i musici sono già un po' più misti, abbiamo sia delle ragazze che dei ragazzi. Bene. Bocca al lupo allora. Okay. Ti ringrazio tanto. Grazie.